Interessante iniziativa del Lions Club Agrigento Oste, che ha donato alla città di Favara un albero di ulivo, simbolo di pace e di speranza, a perenne ricordo di tutte le vittime per l'affermazione della pace. Alla donazione erano presenti il sindaco della città Antonio Palumbo, l'arciprete Donnino Gullì, Salvatore Malluzzo, presidente del comitato Service GST, e la presidente dello stesso club Nenzi Arena, che ha affermato come essere di esempio in questo momento storico è fondamentale per divulgare la pace. I Lions, come sempre, presenti al servizio della comunità e del territorio. Oggi il nostro club Agrigento Host ha donato alla città di Favara un albero di ulivo in ricordo delle vittime per l'affermazione della pace. Io ritengo che essere d'esempio in questo periodo storico è fondamentale, perché oggi più che mai c'è un gran bisogno di divulgare la pace, la non violenza, affinché si possa fermare la guerra e tutte quelle forme appunto di violenza che portano alla distruzione della nostra società. Vorrei sentitamente ringraziare le istituzioni tutte presenti oggi qui alla realizzazione di questo service, le istituzioni civili, religiose, il nostro sindaco di Favara e soprattutto la mia squadra, il mio club Agrigento Host, nella persona in particolare di Giuseppe Caramazza e Salvatore Malluzzo, che mi hanno supportato in questo grande momento d'esempio per tutta la comunità. Siamo qua per questa splendida iniziativa, oggi siamo nella piazzetta della Pace e abbiamo piantumato un bellissimo ulivo, dalle immagini lo vedrete, simbolo della pace, nelle giornate che sono dedicate anche dal nostro Stato alla festa dell'albero. I Lions, con i quali collaboriamo da tempo, hanno voluto dare questo gesto alla nostra città ed è un ulivo simbolo di pace dedicato, e così la dicitura della targa che abbiamo affisso, a tutte quelle che sono vittime che si sono prorogate per dare la pace in giro per il mondo. Un altro segno si aggiunge alla città di Favara, si aggiunge in un giorno particolare. Proprio ieri abbiamo celebrato la giornata dell'albero. Il dono di un albero alla città di Favara diventa un richiamo per la pace, poi è un ulivo a maggior ragione. Questo ci impegna come cittadini e per noi che crediamo come cristiani a recuperare quella beatitudine che Gesù ci ha ricordato: beati gli operatori di pace, non tanto i pacifici, ma gli operatori di pace, cioè quelli che la pace la sanno costruire e si sforzano di ricercarla ad ogni costo. I Lions da sempre sono impegnati per la tutela del patrimonio e dell'ambiente. Il Lions Club Agrigento Host ha sposato appieno questo service e da GST devo dire che questo si muove in linea con quelle che sono le linee guida sia a livello distrettuale sia al livello multidistrettuale. Un grazie lo rivolgiamo sia all'amministrazione che ci ha consentito appunto di poter donare questo albero, simbolo di pace, l'ulivo di pace e di speranza, e soprattutto dedichiamo questo albero di ulivo alle vittime per l'affermazione della pace, un concetto che mai come in questo momento è necessario.